Si è svolta stamani una cerimonia promossa dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento che ha premiato i propri iscritti che da 25, 50, 60, 70 anni svolgono la loro professione. In collegamento video anche il veterano degli ingegneri agrigentino, l'ingegner D'Alessandro, che conta ben 74 anni di iscrizione all'Ordine, che in collegamento online con i presenti ha fatto un augurio a più giovani di onorare la loro professione, ha ritirato la targa il nipote più giovane, anche lui ingegnere iscritto nel 2019, che porta il nome del nonno Raimondo. Quindi si è proceduto alla consegna delle targhe ai nuovi iscritti, più giovani dell'ordine. Il presidente ha anche consegnato un mazzo di fiori alle donne ingegneri, quindi un intermezzo musicale del maestro Pietro La Greca, presentato dalla brava attrice Barbara Capucci, che ha anche recitato delle poesie. Si è passato successivamente alla consegna delle targhe ai past president, tra questi Renato Buscaglia, Piero Amel, Federico Piazza, Bernardo Barone, Domenico Armenio, Vincenzo Di Rosa, Alberto Avenia e Calogero Zicari. Poi il momento dedicato anche a quei professionisti che hanno 50 anni di attività e a quelli che hanno 25 anni di iscrizione. Sì, veramente oggi è una giornata di festa, abbiamo colto l'occasione di affrontare alcuni temi che riguardano i giovani, le nuove prospettive, anche alla luce di queste possibilità di lavoro col Superbonus che oggi abbiamo appreso è stato prorogato per un po' di tempo, anche quella sull'unifamiliare, le possibilità quindi ancora di lavorare così come stiamo facendo in questo tempo. In realtà ovviamente in questo momento l'Ordine di Agrigento sta cercando di valorizzare non solo l'ingegnere tradizionale del cemento armato e del calcestruzzo, ma stiamo cercando di avvicinare all'ordine e di valorizzare alcune professionalità che secondo noi saranno determinanti per lo sviluppo del nostro Paese nel futuro. Parlo in particolar modo dell'ingegnere biomedico, dell'ingegnere dell'informazione, che va sicuramente tutelato di più, e oggi cogliamo l'occasione di accogliere tanti giovani che sono iscritti negli ultimi 2 anni che non abbiamo potuto accogliere di presenza a causa della pandemia. Stiamo un po' riparando a qualche omissione fatta non per colpa nostra ma per causa di forza maggiore. Ringrazieremo e omaggeremo chi ha superato 25 anni di anzianità, chi ha superato 50 anni di anzianità di iscrizione all'albo, e celebreremo in assoluto l'ingegnere più anziano della provincia di Agrigento con ben 74 anni di iscrizione all'ordine e ha 96 anni, che è l'ingegnere D'Alessandro. Abbiamo 3 generazioni di ingegneri presenti, perché abbiamo lui che è il decano, poi Mimmo D'Alessandro che è un mio coetaneo, diciamo, e poi c'è un iscritto di quest'anno che è il nipote, che si chiama come il nonno. Quindi diciamo che oggi è una giornata di grande festa per la provincia di Agrigento, perché celebriamo l'Ordine degli Ingegneri, celebriamo le attività che facciamo, ma celebriamo anche un po' di umanità. Perché dopo tanta pandemia abbiamo voluto vederci, incontrarci, prendere un caffè insieme per ricordarci che gli ingegneri sono importanti nel territorio, per lo Stato, sono stati in grado nell'ultimo periodo di attivare interlocuzioni importanti e autorevoli con le istituzioni, con le categorie professionali e con tutti gli stakeholders. Abbiamo preso a cuore il tema delle infrastrutture con gli amici della rete di professioni tecniche e stiamo, battendo finché possiamo, anche in ordine alla legge di bilancio, affinché i nostri emendamenti vengano accolti dalla deputazione nazionale e si possa, rilanciare il nostro territorio dando incarichi esterni ai professionisti, che poi è questo l'emendamento più importante che abbiamo inserito, che in questo momento ancora vive, ed è quello che consentirebbe di dare fondi agli enti locali per dare incarichi esterni ai professionisti e rilanciare tutto il territorio, potendo sfruttare al meglio non solo i fondi del PNRR ma tutti i fondi della Comunità Europea. Oggi siamo tutti qui, tutto il Consiglio è qui insieme anche alla Commissione Giovani, per onorare sia i giovani iscritti, è anche un modo per coinvolgerli e avvicinarli anche all'ordine, e poi anche per celebrare gli ingegneri con più esperienza che compiono i 25-50 anni di attività e di iscrizione all'ordine. Celebreremo anche l'ingegnere più anziano, parliamo sempre in termini di iscrizione all'ordine, che è l'ingegnere D'Alessandro. Un consiglio di meritare guardali, di meritare, ti stanno sentendo però.
l'iscrizione giusta e meritare il titolo di ingegnere. Sicuramente sono molto contento e spero pure io di raggiungere il suo traguardo un giorno. Ovviamente lui, essendo uno dei primi ingegneri iscritto all'albo, questo mi riempie di orgoglio. Spero di arrivare, diciamo, anche alla metà della sua carriera. Come ho detto poco fa, la nostra è una categoria seppur numerosa, abbastanza unita, e queste occasioni sono le occasioni per rivedere tanti amici e tanti colleghi. Ripeto, io sono uno dei più anziani, non anziano come ingegnere Alessandro, a cui va tutto il nostro affetto e la nostra stima, ma certamente sono contento di essere ancora qui. All'interno dell'ordine ho fatto un percorso molto lungo, ho iniziato nel 1980-81 grosso modo, adesso non me lo ricordo, quindi da 40 anni frequento questo ambiente, sono molto contento di esserci ancora e di rivedere tanti amici.